Noi confermiamo la nostra richiesta, 2.273.000 veneti sono andati a votare per un sì all'autonomia e per garantire nuove forme e condizioni particolari di autonomia al Veneto e che non prescindono dalla richiesta sulle 23 materie. C'è la volontà di non fare la secessione dei ricchi come dice qualcuno, ma di ragionare rispetto all'ambito delle deleghe previste dalla Costituzione. Fissa nuovamente la linea del Piave dell'autonomia Luca Zaia, 23 erano e 23 rimangono le competenze che Venezia chiede a Roma, posizione ribadita davanti alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in audizione nel pomeriggio a Palazzo Ferrofini, riunione che il Covid di fatto ha rinviato di oltre un anno, così come l'approvazione alle Camere della legge quadro sull'autonomia, quella varata per intendersi dall'ex ministro Boccia e base per avviare nel concreto l'iter. Il provvedimento, dicono fonti romane, potrebbe arrivare alle Camere già a luglio. Io spererei proprio di sì, dopodiché non dipendono da noi questi tempi. Certo è che noi vogliamo che ci sia questa azione. Non si sbilancia sulla data, ma promette comunque tempi celeri la Presidente della Commissione parlamentare Corda. Noi come Commissione bicamerale non possiamo fare altro che dare nuovo impulso ovviamente a questo processo, perché purtroppo c'è stato questo evento gravissimo della pandemia che ha bloccato un pochino i lavori parlamentari e anche i nostri, ahimè. Infatti oggi abbiamo ripreso una missione che era stata purtroppo annullata a causa Covid. Disponibilità quindi massima a riprendere le fila del discorso. Quanto alle competenze, i toni si fanno più cauti. Forse magari informando un po' di più e cercando di capire come anche delimitare il perimetro poi di quelle che sono le richieste, potremo trovare una soluzione tutti insieme e ovviamente assecondare queste richieste legittime. E che la strada non sia del tutto in discesa lo dimostra anche il ruolo leggero che gli enti locali hanno nell'attuazione della Recovery Plan. Gli enti locali sono delle comparse in questo film, un film importante che è quello di un grande finanziamento che passa e senza gli enti locali, parlo di regioni, parlo di comuni, la messa a terra di questi interventi la vedo difficile governata direttamente da Roma.